buona domenica a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nelle nostre dirette puntuali quotidiane. Tra pochissimo, tra l'altro, l'appuntamento con la conferenza stampa che il governatore del Veneto Luca Zaia tiene nella sede regionale della Protezione Civile assieme agli assessori Lanzarini e Bottaccin. Vedo che la postazione ormai è già sistemata, vedete i microfoni sono allestiti, insomma solo qualche minuto d'attesa per l'arrivo del governatore Zaia. Tra l'altro la Santa Messa che il Patriarca di Venezia ha officiato alla Basilica della Salute proprio a Venezia con la consacrazione di 2 nuovi sacerdoti. È stata una Santa Messa molto sentita, molto intensa e tra l'altro poi sappiamo in vista delle novità da domani, dal 18 di maggio, in cui appunto si potrà finalmente tornare a prendere parte fisicamente alla messa domenicale, alle messe festive e quant'altro. Ovviamente ricordiamo, tenendo ben presente le regole da rispettare, la sanificazione delle mani, la pulizia e la disinfezione delle mani, ci saranno già prevista appunto la collocazione di dispositivi per disinfettarsi le mani all'ingresso delle chiese. Bisognerà rispettare assolutamente le misure, il metro di distanza tra una persona e l'altra. Non si potrà dare il segno della pace, ricordiamo alcuni particolari. Non ci sarà l'acqua santa, l'acqua santiera sarà vuota, quindi poche misure però precise da rispettare, giustamente per poter anche in questo caso, sì è vero, seguire la Santa Messa, essere presenti in questo momento intenso per tante persone, però ovviamente rispettando tutte le regole per limitare al massimo il contagio da Covid-19. Tra l'altro mi rifaccio anche ad alcuni messaggi che erano arrivati proprio alla nostra redazione, in cui durante la Santa Messa a cui avete appena assistito in diretta dalla Basilica della Salute a Venezia, c'erano alcune persone che erano molto più vicine rispetto alle misure di sicurezza che sono state disposte. C'è un perché si tratta di seminaristi, di conseguenza sono considerate persone conviventi e quindi non c'è bisogno, come succede per una famiglia, per i componenti di un nucleo familiare, non c'era bisogno di tenere il metro di distanza uno dall'altro perché risultano conviventi. Quindi c'è la spiegazione, non è stata superficialità da parte di queste persone, però è giusto anche che voi vi siate accorti, ce l'abbiate sottolineato e quindi vi facciamo sapere che c'era il motivo, ecco, perché queste persone erano particolarmente più vicine rispetto ad altri che invece avete visto bene tenevano tutte le distanze previste. Tra l'altro momento importante perché domani sarà la fase di riapertura di un po' tutte le attività, dopo lo scontro tra le regioni e il Premier Conte nella notte si è arrivati finalmente ad un accordo di PCM che è stato siglato proprio nelle ore notturne, tutte le linee guida che sono state stabilite e decise assieme a governo e governatori delle regioni. Tra poco Zaia ci illustrerà come funzionerà in Veneto. Comunque insomma abbiamo sentito che un po' tutte le attività riprenderanno. Bisognerà seguire parametri ben precisi. E continuano intanto ad arrivare, vedo tantissimi messaggi da parte di voi telespettatori. 340 3218 806 il numero cui potete inviarci messaggi, fotografie, video, non telefonate perché non vi risponderà nessuno. Allora vediamo magari di leggere qualcuno dei vostri messaggi insieme. Per favore commentate: si aprono confini e aeroporti, mio figlio che è domiciliato per lavoro a Bergamo non può venire a casa sua a Venezia, un non senso. Da domani presumo che potrà tornare a casa sua da Venezia. Presumo che se ci sarà un giustificato motivo potrà chiedere il ritorno, quindi a casa, il ritorno a casa sua a Venezia. Poi tutte le orchestre che suonavano nelle sale da ballo, cosa faranno adesso? Bravo, bisogna capire adesso come funzionerà il discorso delle sale da ballo e quant'altro, perché la gran parte delle sagre sono state abolite, annullate per quest'anno. Adesso ci sarà da capire come funzionerà tutto quello che interessa discoteche, sale da ballo e quant'altro. Bisognerà capire proprio il discorso delle misure di sicurezza da tenere. Poi c'è questo messaggio, anzi prima di leggere il messaggio è appena arrivato il governatore Zaia e allora io vi lascio direttamente a Zaia e agli assessori.
Vabbè, però insomma ne verremo fuori. Buongiorno a tutti. È vero che hai dormito tutta la notte. Madonna. A che ora è finita stanotte, Presidente? Intanto un saluto a tutti. Beh, stanotte è finita per me alle 4, 4 e mezza, ma è finita alle 3 e mezza la riunione. E vabbè, poi vi dico, grazie per essere qui, oggi posso dirvi buona domenica. Ma ho visto che c'è, tra l'altro, ho visto che c'è ci sono delle persone che hanno raccolto tutte le battute, le gaffe che ho fatto, mi sono messo a ridere da solo, cioè, non mi sono anche reso conto quante ve ne ho dette in tutti questi giorni. Però, sentite, quella sia più bella. Prima parlare Tasi. Ah sì, prima parlare Tasi. Sì, no, frase venta, no? Volevo dirvi due cose. Intanto grazie di essere qua e grazie del vostro sacrificio. Un saluto a tutti quelli che sono collegati. Andrei velocissimamente al bollettino, comunque il bollettino è fondamentale proprio per il discorso che facciamo dopo. Passati 500.000 sono 506.000, sono di fatto 10.000 più di ieri. Il numero di positivi 18.939 più 13 persone positive, quindi se considerate su 10.000 più 13 vuol dire 1,3 per 1000 di positivi sui tamponi fatti. Isolamento sono 3.979, pensate anche ieri in queste 24 ore sono usciti 217 persone sono uscite 217 persone dall'isolamento. Ricoverati sono 601, meno 17. Sostanzialmente metà e metà, metà sono Covid e metà sono negativi. Le terapie intensive 50, anche qui metà e metà, metà, anzi se volete per l'esattezza dei 50, 22 sono positivi e 28 sono negativi. I dimessi 3.179 più 18, i morti in totale sono 1.792, purtroppo andiamo verso i 1.800 morti, e i morti in ospedale 1.316, 4 persone in più. 81 i nati e il bollettino finisce qui, però volevo darvi un dato che vi avevo promesso ieri. Vi ricordate che ci siamo lasciati quel 3 maggio con i dati? Eccoli qua i dati. Questa è l'evoluzione, ragazzi, in 2 settimane. Il rosso è il dato della terapia intensiva il 3 maggio, il nero è il dato di oggi. Avete visto, dimezzate le terapie intensive. Fra l'altro il modello non ha sbagliato. Prego. Quindi siamo passati da un centinaio, da 199 a 50, quindi ridotta della metà. Dovete fotografare. Ve le manda a Carlo. Boh. Invece i ricoverati, altro dato interessante, guardate cosa è accaduto. Vi ricordate? Vi dicevo, guardate che il modello prevede il fine corsa. Siamo passati da 1056 ricoverati a 600. Sposti 1056, ecco. Quindi insomma i dati ci sono buoni, ci permettono di fare dei ragionamenti, perché voi sapete che tutti i ragionamenti che faremo nelle prossime ore, da lunedì, non prescindono da questi dati. Se avessimo avuto un incremento di terapie intensive ricoverati, il problema sarebbe stato un problema assolutamente pesante. È altrettanto vero che se accadrà da qui al 2 giugno, vi dico già la data, che ci saranno incrementi, o strada facendo ci saranno incrementi focolai, è inevitabile che dovremo tornare indietro e dovremo ripensare a quello che è tutta la partita dell'ordinanza. Allora, scusatemi, vi volevo dire una roba. Voi sapete che il governo ha fatto un decreto legge al quale poi, per dar compimento all'operazione giuridica, deve
si deve sommare un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosa è accaduto ieri? Ieri vi ho detto, guardate, noi le linee guida ce le abbiamo addirittura alcune, ce le abbiamo da più di un mese, ci siamo mossi in tempi non sospetti, abbiamo da subito pensato che prima o poi si sarebbe aperto e se apri deve avere le istruzioni per l'uso e per l'apertura. Abbiamo fatto un percorso per, diciamo, evitare che le istruzioni per l'uso e per l'apertura fossero le linee guida INAIL. Abbiamo fatto un incontro positivo col governo venerdì che si è concretizzato con un accordo. Quando parlo di governo parlo del Presidente del Consiglio in persona che ha incontrato i governatori, ci siamo incontrati, l'accordo era quale? Quello di passare direttamente a riconoscere le linee guida delle regioni. Le regioni peraltro nel giro di mezz'ora le hanno anche omogeneizzate, le hanno fatte, sono uguali da nord a sud, per ogni categoria, balneazione, piscine, palestre, attività commerciali, mercati, ristorazioni, bar, tutto quello che viene in mente, e il governo si era impegnato di recepire nel DPCM in maniera limpida, trasparente, il fatto che si apre con le linee guida della regione. È accaduto che abbiamo visto una bozza di DPCM alla quale noi dovevamo dare l'intesa, perché la legge prevede che le regioni diano l'intesa, cioè dicono ok va bene, oppure le regioni possono dire va bene a condizione che mi modifichi queste parti, e la situazione un po' si è andata sul teso importante, nel senso che è andata in maniera, il dibattito si è sempre più alimentato, tanto è vero che dopo più riunioni ieri pomeriggio tra governatori si è deciso ieri in tarda serata, dopo l'ultima riunione, di incontrare il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio si è presentato verso l'1 di notte, era su Palazzo Chigi e era assieme al Ministro Boccia, e da lì ne è partita tutto un ragionamento, una discussione nella quale noi abbiamo ovviamente portato le nostre ragioni, cioè non è che il sistema del DPCM o delle ordinanze funziona col principio vai avanti te che a me viene da ridere. Stiamo parlando della vita dei cittadini, stiamo parlando della vita, del futuro della nostra economia, stiamo parlando della salute dei lavoratori e degli avventori e dei clienti, per cui è giusto che questo percorso, nell'ottica della leale collaborazione tra le istituzioni, lo si faccia assieme. Faccio sintesi, alle 3 si è chiuso con un lodo. Il lodo è che le linee guida verranno recepite nel DPCM in maniera molto evidente, quindi le linee guida entreranno nel DPCM e verranno allegate al DPCM, cosa che non c'era prima. Quindi vuol dire che chi aprirà il DPCM vedrà cosa si può fare e cosa non si può fare secondo il governo. Il governo darà delle date, no? Arriva fino al 15, vi anticipo già, arriva fino al 15 di giugno con l'apertura dei teatri e dei cinema, e discoteche, parchi di divertimento e quant'altro, cioè i grandi assembramenti. Nel frattempo, oggi noi dobbiamo attendere il DPCM definitivo, sul quale c'è questa intesa, voglio essere chiaro, linee guida citate nelle prime righe e allegate da subito, cioè fanno testo le linee guida. Ovvio che è una grande assunzione di responsabilità da parte della Regione. Lo dico perché al di là di tutti gli atti eroici di qualche premio Nobel dei social, io ci metto la firma a questa roba qua. Ci metto la firma perché sono convinto che i veneti si meritino fiducia, perché abbiamo fatto un percorso assieme, ognuno di noi ci ha messo del proprio, no? Ce l'abbiamo messo noi, ce l'avete messo voi nella comunicazione, ce l'hanno messo per primi quelli della sanità nella cura, ma ce l'hanno messo tutti i veneti rispettando le regole. Adesso questo percorso diventa più complicato, sembra strano, no? Non siamo nella fase di discesa, ma siamo nella fase di salita. Cioè questo è bene ricordarlo. Ieri vi ho detto che passiamo la responsabilità dal centro di cura, dall'ospedale, all'individuo. Se l'individuo fallisce, se ognuno di noi fallisce, nel rispetto delle regole, la responsabilità ripassa all'ospedale. Vuol dire che questi numeri torneranno a salire. Quindi se 15 giorni fa vi ho dato 2 numeri importanti, che erano quelli dei ricoverati e delle terapie intensive, oggi vi do questi. Vi dico che fra 15 giorni
o nei prossimi giorni valuteremo questi. Questo è quello che dobbiamo ricordare ai veneti. Allora vi dico subito cosa ho intenzione di fare. Abbiamo lavorato ieri, l'altro ieri, stanotte, è inutile che vi dica, e quindi ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, dai miei colleghi di giunta, l'assessore Lanzarino, l'assessore Bottaccini, ma anche tutti gli assessori che qui non ci sono, ma li voglio ringraziare uno ad uno perché troverete dentro anche molte parti che riguardano, il trasporto pubblico locale piuttosto che la formazione e altri temi. Cosa vi devo dire per onestà? Vi ho detto 3 giorni fa, non vi do le linee guida perché dovete attendere, perché ho il pensiero che accadrà qualcosa ed è accaduto. Ieri vi ho detto non firmo l'ordinanza perché voglio vedere il DPCM, oggi vi dico l'ordinanza l'ho scritta, ci manca solo la mia firma, aspetto solo in via prudenziale, siccome abbiamo a che fare con Roma, e con Roma è sempre sorprese, in via prudenziale di vedere il testo. Dalle 4 di stamattina, che immagino abbiano iniziato a lavorare, immagino che a minuti o nel giro di qualche ora arrivi. Alle 15 hanno annunciato. A me basta solo mettere la firma, non c'è più niente da scrivere, però per correttezza ve lo inviamo il testo e lo metteremo online solo nel momento in cui ha la firma, perché non voglio creare, voi che siete comunicatori sapete meglio di me che se va in giro un testo, metti che devo fare una modifica, poi mi fuori un casino, perché dietro all'ordinanza ci sono i controlli, vi ricordo. Allora, l'ordinanza, io ve la faccio breve, dice sostanzialmente questo, fa un resumé di tutto quello che è accaduto e c'è un primo tema sull'ordinanza, l'ho voluto mettere al primo punto: i dispositivi di protezione individuale sono obbligatori e avviso già che la multa va da 500 euro a 3.000 euro, cioè senza mascherina ti prendi il lusso di beccarti un verbale da minimo 500 euro, minimo. Allora, io non sono per lo stato di polizia e la persecuzione dei cittadini, guardate, ho una visione molto liberale, però qui c'è una partita che va oltre l'individuo, è una partita della comunità. In queste ultime 24 ore, lo voglio dire, e che mi ha fatto anche molto arrabbiare, ne abbiamo parlato anche stamattina, ci sono arrivate una miriade di foto mandate da molti su Instagram, sui social, di centri tipo Verona, piuttosto che Venezia, Mestre, di tutto, di molte persone che o non hanno la mascherina o ce l'hanno al collo. Cioè, forse non ci siamo capiti. Cioè, patti chiari, amicizia lunga. Cioè, se non si porta la mascherina si andrà alla ricaduta, che poi non si dica ma io ero convinto che non bisognasse aprire così velocemente, però dopo questi fenomeni ce li abbiamo sempre gli esperti di calcio in tribuna. A bordo campo ci siamo noi, io ci metto la responsabilità, voglio ricordarvi che firmo un'ordinanza che se avesse qualche guaio, anche in natura sanitaria, vengono da me. Vi è chiaro questo? Boh, perché se volessi fare quello che non rischia nulla, prendo il DPCM del governo, dico, ha detto che si aprono cosa? Le spiagge il 3 di giugno, ha detto che si aprono i parrucchieri, vabbè, lo dice che si aprono subito, o altre categorie, i ristoranti il 25, oppure se leggete nel DPCM c'è scritto i ristoranti solo se le condizioni lo prevedono. È ovvio che siamo lì a discutere di lana caprina, quindi c'è una responsabilità mia, ma la chiedo a tutti. Sulle mascherine resta l'obbligo fuori dall'abitazione. Restano le esenzioni per coloro che fanno attività fisica intensa. So che voi le sapete queste robe, ma lasciatemele ripetere. Chi fa attività fisica intensa, che vuol dire che se vai a fare la corsetta, fai jogging, la mascherina la devi tenere al collo, ma appena cominci a camminare te la devi rimettere su. Non è che te la metti in borsa o la lasci in macchina per dire a chi ti controlla ma io ce l'ho, me la sono portata dietro. Quindi la mascherina non la porti solo in attività fisica intensa, vuol dire che se cammini e sei anche da solo lo devi mettere. 2, non la portano i minori di 6 anni. 3, le persone che hanno disabilità o che hanno comprovati motivi per non portarla. Pensate a una persona che ha insufficienza respiratoria e che ha certificazioni per cui non può portare la mascherina. La mascherina salva la vita, punto. Gli spostamenti avvengono sempre all'interno del territorio regionale, lo scriviamo ancora nell'ordinanza, per ricordare che il tema del limite degli spostamenti tra regioni decadrà secondo il DPCM dal 3 di giugno
il che vuol dire che fino alle ore 24, a meno che non si cambino i DPCM, non ci siano altre direttive, del 2 non si possono fare spostamenti fuori regione. Abbiamo voluto inserire nell'ordinanza comunque la possibilità di accordi per la visita congiunti tra province con termini di regioni, di diverse regioni, Treviso con Belluno, Treviso con Pordenone, piuttosto che Rovigo con Ferrara, eccetera, qualora i presidenti di regione sottoscrivano un accordo. Noi l'abbiamo già sottoscritto con Trento e l'abbiamo già sottoscritto con il Friuli Venezia Giulia, previa comunicazione dell'accordo ai prefetti. Quali sono le attività? Guardate, ve la faccio breve adesso, ma sta roba sui dispositivi, guardate, ci preoccupa moltissimo. Cosa apriamo da lunedì? Allora, l'ordinanza avrà allegato 2 allegati, che sono un blocco di linee guida per tutta una serie di attività e un altro blocco di linee guida per le altre attività, ma in ogni voce che dico c'è scritto l'allegato da leggere, quindi è semplicissima, è tutta per titoli, per cui non ci si perde in pastoie, è poco giuridica ma tanto pratica, quindi si capisce velocemente. I titoli sono: ristorazione, aperto ogni tipo di somministrazione di bevande e alimenti, bar compresi, il che vuol dire che stiamo parlando di ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, insomma tutto quello che vi viene in mente che vende cibo, alimenti o bevande, somministra e vende anche per fare l'asporto. Stabilimenti balneari, sempre da lunedì, siamo forse una delle poche regioni, siamo pochi, almeno sentendo i colleghi, che... Quindi che vuol dire? Che tu non è che vedi lunedì mattina e pretendi di avere l'ombrellone, diamo un minimo di respiro ai nostri operatori di organizzarsi e si prepareranno magari per qualche cliente veneto che hanno o per i weekend. Sempre allegato 1, cioè ricordo i 10 metri quadrati per l'ombrellone, ricordo il distanziamento sociale, cos'è, 1,5 metri per gli sdraio, 1,5 metri per gli sdraio, eccetera. 12 metri? 10 per l'ombrellone. Sì. Strutture ricettive, tutte aperte da lunedì, alberghi, bed and breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture alberghiere ed extra-alberghiere. Mi ha messo sta dicitura per non dimenticare nessuno. Sono 480.000 posti letto in Veneto questi, cioè non è una roba da poco. Rifugi alpini, trovate proprio anche qui sempre con l'allegato, campeggi, quindi tutte le strutture turistiche open air. Voi sapete che siamo la realtà open air più grande d'Europa, pensate, il solo Cavallino fa 9 milioni di presenze turistiche, abbiamo un campeggio che fa 11.000 presenze al giorno e stiamo parlando di case mobili, campeggi, tende, roulotte, tutto l'abbiamo anche specificato. Servizi alla persona, e qua so che risolvo un problema, da lunedì aprono le parrucchiere, i barbieri, le estetiste, tutti i trattamenti estetici, con esclusione dei tatuatori. Qui c'è proprio un divieto per ora, non dipende da noi, ma c'è proprio una disposizione sanitaria, ma apriranno e noi auguriamo anche a loro che aprano nel giro non dico di mesi, di qualche giorno o alla volta della prossima settimana. Dei trattamenti con bagno turco, quindi la estetista che ha il bagno turco lo deve tenere spento, ma anche l'albergo che ha il bagno turco lo deve tenere spento, le saune e le attività termali. Questo è sempre previsto dalla legge nazionale. No, a meno che non siano somministrazione di LEA, ma anche queste sono partite che risolviamo velocemente, noi stiamo spingendo anche per poter fare questo. Commercio a dettaglio, tutto. Qua nell'ordinanza troverete scritta una frase che ho voluto che scrivesse: senza alcuna esclusione di categoria merceologica, tutto, senza tutte le fantasie dei bidoni per disinfettare ste robe, e linee guida molto easy ma che devono essere rispettate: la mascherina se vai nel negozio, la disinfezione delle mani, i guanti per toccare gli indumenti e ste storie, fine, se no bisogna passare alle disinfezioni. La disinfezione locale è prevista, ma non si sta, abbiamo fatto delle linee guida per evitare di stare lì a prendere ogni maglietta e disinfettarla ogni volta, perché sennò diventa una croce. Uffici aperti, commercio al dettaglio su aree pubbliche,
aperti tutti i mercati settimanali, i mercati agricoli, le fiere, i mercatini, fiere intesi come fiere, questo forse lo potremmo anche specificare un po' meglio, non scrivete la parola fiere perché va specificato meglio, mercatini degli hobbisti, quindi il mercatino dell'antiquariato, ste robe, e dell'usato, e gli ambulanti, paninaro che si ferma, o il gelatiere che si ferma nella piazzetta del paese un'oretta, ecco, tutti aperti. Uffici, ovviamente tutti hanno le loro regole per esercitare. Uffici aperti al pubblico, tutti gli esercizi di servizio anche professionale, compresi le agenzie di commercio immobiliari, quindi tutte le attività immobiliari, quelli di istruzione non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva, fermo il rispetto del distanziamento di 2 metri, c'è tutto il tema della pratica. Poi andiamo avanti. Le autoscuole, quindi tutte le autoscuole, guardate, io evito di tirarvela lunga. Le attività di produzione teatrale, vuol dire teatri aperti senza pubblico, le compagnie che devono preparare lo spettacolo. Si dice dal DPCM che dovrebbero entrare in esercizio, in attività dal 15 di giugno. Nel frattempo uno si attrezza, fanno le prove e fanno tutte le attività che debbono fare. Le piscine, stiamo sempre parlando di lunedì 18, piscine pubbliche e private, anche inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività. Pensate alla piscina dell'albergo, ma anche la piscina dell'agriturismo, del campeggio, sempre con le linee guida. Anche quelle condominiali quindi? Sì, Ok. tutte, pubbliche e private, un'altra che ha l'appartamento al mare. No, hanno chiamato, comunque... Voi avete sempre un amico che ve l'ha chiesto. Palestre, tutte le palestre di soggetti pubblici o privati per pratica di attività fisica, anche con modalità a corsi. Cioè, uno fa il Tabata o cosa si fa? Pilates, grazie, non mi veniva il nome. Nordic walking lo fai per Aerobica, basso può fare Nordic walking. Ecco. esatto. Presidente, ma senza contatti però. Sì, c'è la distanza con attività fisica intensa oltre i 2 metri. No, le chiedevo la danza. No, non previsto il contatto fisico ovviamente. Sottolineo, grazie. Quindi non è che uno può fare judo o roba del genere. Sempre con le linee guida, o il tango, ecco. Carlo, chissà perché ti è venuto in mente il tango. Con tutte le robe che poteva venirti in mente. Senza contatto fisico interpersonale ovviamente. Impianti sportivi, tutti gli impianti sportivi all'aperto con strutture al chiuso per servizi comuni quali spogliatoi, quindi campo di calcio, l'attività all'aperto, ovviamente poi avranno gli spogliatoi e quant'altro. Manutenzione del verde, l'abbiamo messa dentro, voi sapete che noi siamo tra i pochissimi che avevano autorizzato la manutenzione del verde pubblico e privato, vi ricordate le ordinanze? L'abbiamo messa dentro perché adesso abbiamo le linee guida, prima non ce le avevamo e quindi l'abbiamo rimessa dentro con l'allegato alle linee guida. Scusi, per non sbagliare, ha parlato di calcetto, non si può fare calcetto? No. Utilizzare lo spogliatoio del calcetto ma senza giocare. Guarda, gli impianti sportivi all'aperto con strutture al chiuso per i servizi, quindi all'aperto sì. Si può giocare a calcetto? All'aperto sì. Ma c'è il contatto fisico però? Prego? Ma c'è il contatto fisico? Posso stare a 2 metri per la calcio? Possono fare allenamento, però è ammesso anche per lo sport di squadra. C'è. Allenamento senza... Ma questa è una decisione nazionale, non nostra. Come mi sembra di aver capito che non si può, non volevo venisse... Ma la specifichiamo con una FAQ perché non compete a noi. Ok, grazie. Musei, archivi e biblioteche, strutture di enti locali e soggetti pubblici e privati aventi natura di musei, archivi e biblioteche si aprono. Parchi zoologici e riserve naturali, perché in Veneto abbiamo anche le riserve naturali e i parchi zoologici, vi ricordo. Anche i giardini botanici, vabbè, io vi ho letto il titolo. Poi abbiamo per il TPL, trasporto pubblico locale, e poi gli impianti a fune, quindi tutto il tema delle seggiovie, è un tema molto dibattuto che viene risolto con l'apertura direttamente da lunedì. Attività sospese. Sono sospese le attività dei centri termali, ve l'ho annunciato prima,
voi la troverete nella voce cura della persona, no? Fatta eccezione che per l'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, cioè la cura, quindi la cura sanitaria, centri culturali e centri sociali sono sospesi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati. C'è tutto il tema anche dei parchi di divertimento, che qua nella bozza non vedo e forse è meglio metterlo qui, a parte il fatto che non sono autorizzate per legge, per cui orari e giornate, troverete un titolo che dice orari e giornate degli esercizi commerciali. Abbiamo voluto mettere questo per dire si riparte, bisogna evitare l'assembramento, quindi chiediamo ai comuni di essere disponibili, e quindi approfitto per ringraziare tutti i sindaci che hanno fatto assieme a noi questo percorso in questi mesi, di ampliare se serve, qualora servisse, l'orario di lavoro. Penso a una parrucchiera, potrebbe dire guarda, noi canonicamente chiudiamo il lunedì, ma visto e considerato che abbiamo 3 mesi di arretrato, invece di ingrommare su tutti i clienti in 6 giorni, magari fammeli diluire in 7 giorni, cioè insomma di chiedere elasticità negli orari in modo tale che gli operatori riescano anche a evadere quello che è il magazzino e il pregresso di lavoro. Abbiamo inserito i tirocini professionali, che era un vulnus di tutte le produzioni giuridiche di questo periodo, no? Il tirocino professionale, cioè è ammessa la ripresa delle esperienze di tirocinio curricolare, cioè all'interno delle aziende, che era un vulnus, era sempre rimasto fuori, quindi avevamo le aziende aperte, i tirocinati che non potevano andarci. Esatto. Poi le attività scolastiche e formativo-professionali è consentito agli enti pubblici e anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza, quindi si torna a fare formazione. No, queste sono consentite. Scusa, c'era solo una parte sul sospeso. No, queste sono tutte consentite. I centri culturali e sociali sono chiusi. Sulle sospese, sì, è legge nazionale. Sì, lo prevede proprio, non è una scelta nostra. Vi abbiamo messo un capitoletto attività sospese per questo. Oltre a quelle vi diciamo che poi c'è il tirocinio professionale che apriamo, le attività scolastiche e formativo-professionali, le funzioni religiose sono svolte nel rispetto dei protocolli. Nel DPCM troverete più protocolli per le confessioni religiose, cimiteri e basta. L'efficacia temporale è fino al 2 giugno alle ore 24 di questa ordinanza. Le disposizioni finali sono che le multe che si pagano vanno a rimpolpare il conto coronavirus. Ricordo che l'uso della mascherina, il non utilizzo della mascherina può esporre un'ammenda, una multa che va dai 400 ai 3.000 euro, dai 400 euro ai 3.000. Ho detto una cifra sbagliata prima? 500 3.000 detto. È 400, scusatemi, ho sbagliato io. Dai 400 ai 3.000 euro. Considerate che chi eleva la multa può anche applicare la minima raddoppiata, cioè quindi può darti d'ufficio già gli 800 euro. Presidente, ma le attività ricreative per i bambini, cioè 15 giugno? No, allora il tema. Prego. Filippo mi pareva. Dopo ti rispondo. Perché c'erano altri prenotati e non sapevo. Se no ci accavaliamo. Ecco, Presidente, purtroppo mi pare che come è accaduto anche nelle settimane e nei mesi precedenti, si arriva all'ultimo momento. Non dipende da noi. Ecco, allora c'è una ragionevole stavolta certezza che il governo accolga le vostre linee guida, nel senso che non si capisce come mai un accordo che sembrava raggiunto, all'ultimo momento queste linee guida spariscono dai provvedimenti del governo e dovete trascorrere una notte a discutere e ad accapigliarvi per reinserirle. Perché succedono queste cose? Guarda, io penso che tutti voi potete certificare la leale collaborazione che noi abbiamo garantito in questi quasi 90 giorni. Abbiamo evitato ogni forma di polemica,
e abbiamo sempre messo al centro della nostra azione e attenzione il cittadino. Penso che il governo paghi lo scotto del fatto che in maniera recondita, ma non neanche tanto, la visione autonomista e federalista non è di casa, per cui vanno sempre avanti un po' col freno a mano tirato, ed è un peccato, perché la modernità va verso l'autonomia è responsabilità, cioè tu mi deleghi a occuparmi delle aperture del Veneto e mi responsabilizzi, cioè mi dici, nel DPCM c'è scritto valuti le condizioni epidemiologiche e poi decidi. Questo è il senso dell'autonomia, l'autonomia è responsabilità. Penso che in maniera un po' strisciante, se non nella politica, ma c'è anche nella politica, oggi ho visto un titolo del vice ministro Sileri della Sanità che parla ancora di mettere in discussione le competenze, però al di là del fatto che siamo in un paese libero e con il pensiero libero, ma ci vuole rispetto per i veneti che hanno votato per un referendum, e quindi io dico che penso che spesso queste incomprensioni nascono dal fatto che c'è sempre questo retropensiero che l'autonomia tolga potere, l'autonomia dà responsabilità, che è una roba diversa. Poi vi dirò che la macchina romana, e esco dalla politica e entro in quella, nella macrostruttura del burocrate, insomma, più autonomia c'è nei territori, meno spazio hanno loro. È la palissiano questo. Ma forse c'è anche un'altra motivazione, nel senso che si ha l'impressione che a fronte di questa spinta forte, compatta della conferenza delle regioni, perché a nessuno è sfuggito che tra i più accesi sostenitori della riapertura e dell'estensione delle riaperture, a parte lei insomma, ma ci sono esponenti importanti del PD, certo, da Bonaccini ad altri, Zingaretti, ad altri. Ecco, si ha però l'impressione che da parte del mondo scientifico, ad esempio dell'Istituto Superiore della Sanità, ma anche del Comitato Tecnico Scientifico, questa diciamo, apertura accelerata non sia stata molto condivisa. Ci sono state dichiarazioni che avvertono del rischio latente, ci sono ancora morti e malati in varie parti d'Italia, non solo in Lombardia, e quindi forse il governo come dire, è anche soggetto a questo tipo di spinta e di pressione. Sì, ma noi non siamo degli irresponsabili. Concludo. Lo stesso professor Crisanti, che certamente non è persona ostile a lei, visto che certo, è un consulente, collaboratore della Regione, avverte che in varie parti d'Italia il rischio è inadeguato. Ma infatti nel DPCM il professor Crisanti dice un'assoluta verità, ma il DPCM dice valutate la condizione epidemiologica dei territori, cioè non è che dice alla Carlona aprite. Dopodiché, guardate, c'è sempre un tema, le linee guida e le aperture noi le facciamo con a fianco il nostro Dipartimento di Prevenzione, cioè allora non è che siamo bravi quando va bene dire che siamo bravi e non lo siamo dal punto di vista sanitario, quando va bene dire che non lo siamo. Dopo, sapete, gli scienziati sono dei puristi, no? Hanno una visione assolutamente millimetrica e chirurgica del loro ambito di azione. Se avessimo messo attorno a un tavolo gli scienziati, gli economisti e avessimo messo un po' tutte le specialità che ci vengono in mente, probabilmente non avrebbero mai trovato una sintesi. Però non può passare l'idea che chi vuole aprire è un irresponsabile, perché voi potete mettere agli atti storicamente che io vi ho sempre detto che non abbiamo assolutamente finito la battaglia con il virus, ve lo dico tutti i giorni. Però bisogna guardare in faccia la realtà. Tutte le comunità che hanno passato la nostra emergenza, la provincia di Hubei, Wuhan, Corea, Singapore, hanno comunque dopo i 70-80 giorni aperto le frontiere, scusatemi, aperto le attività. Se Filippo ha finito c'è Alda. Sì, considera che poi c'è da dire che il Ministero della Salute manda gli indici epidemiologici a tutte le regioni ogni settimana, noi siamo a 0,42 di R0, allora visto considerato che hanno detto loro che quello conta, per noi diciamo che è bassissimo, punto. Alda Lanzani. Presidente, buongiorno. Ciao Alda.
Può spiegarci esattamente dove si è arenato l'accordo? Cioè cos'è che è cambiato rispetto alle linee guida? Cos'è che era cambiato la notte scorsa rispetto alle linee guida partorite venerdì? Noi, dopo aver sentito il Premier Conte ieri sera in conferenza stampa da Palazzo Chigi, abbiamo notato che c'era una discrepanza sulle date, per cui ci eravamo anche chiesti: le piscine dal 25 giugno è perché a livello nazionale, ma le regioni hanno la possibilità di anticipare? La scomparsa dei centri estivi, di tutte le attività, ma esattamente quali punti erano saltati? Ma guarda Alda, intanto le date non sono importanti perché la base del DPCM prevede che il governo stabilisce un suo cronoprogramma in base alle diverse attività, ma dà facoltà alle regioni di anticipare. Prova ne sia che voi troverete un'ordinanza. Se va in porto perché voglio vedere il DPCM, se va in porto perché voglio vedere il testo del DPCM finale, perché da noi si dice cosa? Che se uno si scotta con l'acqua calda poi ha paura anche dell'acqua fredda. Se va in porto troverete che il Veneto apre tutto quello che si può aprire, cioè anticipa tutte le aperture. Cos'è accaduto? È accaduto fondamentalmente che le linee guida che dovevano essere il mantra e il riferimento del DPCM erano diventate un di cui. Per cui giustamente noi abbiamo posto una questione che è legittima, di dire: ma guardate, non è che possiamo mettere nelle condizioni il controllore che entrerà in un bar o in un ristorante di dire se applica le linee guida delle regioni piuttosto che il riferimento a un'altra roba, ma forse anche l'INAIL può dire la sua. Abbiamo chiesto chiarezza su questo, anche per non mettere nei guai, guarda, l'ho detto anche il collega Bonaccini, per non mettere nei guai non noi, ma coloro che verranno controllati e che si ritrovano magari un controllore che dice: scusa, il metro fra i tavoli non va bene, sì, lo dicono le linee guida delle regioni, però il DPCM dice anche che comunque in linea con i riferimenti, cioè capite che è una roba in un paese nel quale si gioca con la punteggiatura, non finiamo più. E poi ho due domande politiche. Sì. Ieri sera sempre il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ad una domanda ha risposto che effettivamente, finita tutta questa emergenza sanitaria, sarà necessaria una riflessione sull'assetto costituzionale e quindi il rapporto Stato-Regione. E quindi le chiedo, anche se ha già accennato, se teme che le regioni, al di là del percorso richiesto dal Veneto, ma non solo dal Veneto, di una maggiore autonomia, possa essere frenato. Ma guarda, intanto il Presidente del Consiglio stanotte, intervenendo, ha ringraziato le regioni in più occasioni, quindi io prendo atto che lui, con noi presenti, le ha ringraziate. Ha anche detto: non posso che ringraziarvi per come avete lavorato. E poi lui dice che ci vuole una revisione, giusto? Vediamolo in positivo, vuol darsi l'autonomia. Io vedo il bicchiere mezzo pieno. Sarà lui a smentire che non vuol darsi l'autonomia. Se un Presidente del Consiglio dice che è giunta l'ora di fare una revisione costituzionale, a casa mia la revisione costituzionale davanti a 2 milioni di veneti che sono andati a votare è esattamente l'ottenimento dell'autonomia, perché è una revisione costituzionale. Se poi intendeva altro è bene che lo chiarisca subito. Noi da qui non ci muoviamo comunque, Per noi resta ferma la partita dell'autonomia e guardate che questa vicenda sanitaria lo ha dimostrato fino in fondo. L'ultima domanda politica, Presidente, riguarda l'intenzione, ma neanche tanto intenzione, nel senso che è proprio una decisione di due partiti di opposizione, Fratelli d'Italia e Lega, di fare una manifestazione il 2 giugno, Festa della Repubblica a Roma, contro il governo. Lei parteciperà? Ma guarda, io ho visto la pubblicità, però onestamente devo ancora chiedere quali saranno come si dice? I termini delle manifestazioni, non se ne sa niente, non sono in grado di dirti nulla. Chi si può muovere tra le giorni 3 però, se non sbaglio. Prego? Chi si può muovere tra le giorni 3 però. Come 3? Dal 3 di giugno. Ah sì, dal 3 sì. Però guardate, non mi fermo qui Alda perché non ne so nulla, perché abbiamo lavorato, ho visto forse su Facebook da qualche parte mi hanno fatto vedere che c'è un banner, però oggettivamente noi ancora non abbiamo informazioni. Massimo Fennaro, sì. Poi Emiliano, poi il giro del Ho tre domande se possono. Allora, una è la sensazione è che il governo abbia lasciato fuori tutto ciò che ha a che fare con la cultura, gran parte di ciò che ha a che fare con la cultura, teatri, cinema e poi anche i centri sociali e culturali, del quale capisco poco
il perché, e poi il grande tema della scuola, cioè non mi spiego perché se tutti possono andare a lavorare i ragazzi non possono andare a scuola. Posso fare le altre anche oppure... È una domanda questa? Sì, è una domanda. Cioè il Veneto su questo... Mi pare una considerazione. È una considerazione che però porta anche a una domanda, cioè su tutto il resto abbiamo fatto... Cioè vediamo che anche la Regione Veneto si è mossa con criteri, diciamo, legati alla sanità del Veneto. Ecco, questo non riesco a capirlo. La seconda, Presidente, questa è tecnica, la mascherina all'aperto è obbligatoria in tutta Italia o solo qui da noi? No, da noi è obbligatoria, in tutta Italia non so dirvi cosa... Cioè non è prevista dal DPCM? No. Quindi questo. Non è prevista l'obbligatorietà nazionale. Ma certo. C'è raccomandato l'uso della mascherina. Raccomandato, non è... Ma guardate, non mettere la mascherina vuol dire una follia. Sì, anche... Cioè, voi ce l'avete. Cioè. Un'altra cosa, l'apertura regionali, diciamo, tra regioni del 3 è complicata. È complicata, tenuto conto che noi confiniamo con una delle regioni particolarmente a rischio, perlomeno in questa fase. Sì. E poi c'è un dato in piccola controtendenza che mi è saltato subito all'occhio guardando le tabelle. Oggi un posto in più occupato in terapia intensiva e sono andato a controllarmi, non succedeva dal 5 di aprile. Come lo leggete? Cioè che dal punto di vista statistico e di modello non ha nessun senso. Se tutti i giorni cominciamo a aumentare le terapie intensive, sì. Cioè, se fossero anche 2 o 3 posti non vuol dire nulla, sono sicuramente pazienti ospedalizzati da settimane. Non è che uno arriva e finisce in terapia intensiva, prima passa per le infettive, passa per le subintensive. Quindi, qualcuno che rientra a casa di riposo. Oppure qualche casa di riposo, quindi sono pazienti che sono peggiorati. Questa è la situazione purtroppo. Per quanto riguarda le chiusure, guarda, questi sono dettami che arrivano dalle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, non dipendono da noi, e hanno fondamentalmente chiuso la possibilità di aprire tutto quello che è luogo di ritrovo e di assembramento. Si va dalla discoteca al centro sociale, dal teatro al cinema, le avete viste, no? Noi ci abbiamo aggiunto la possibilità almeno di fare attività senza pubblico, questo sì. Abbiamo aperto però i musei, vorrei ricordare, le biblioteche e quant'altro. E altro non potevamo fare, perché poi ci sono dei limiti di legge che diventano anche un'assunzione di grave, a parte il fatto di illegittimità anche nell'ordinanza. Prego. Emiliano. Presidente, buongiorno. Permettetemi una considerazione senza scatenare una guerra nord-sud. Ne parlavate però con il collega Zennaro dell'obbligo delle mascherine. Ricordo solo che l'altro giorno in Sicilia c'erano 36 gradi, quindi tornando un pochino anche a pensare all'autonomia territoriale proprio per quelle che sono le esigenze, mi viene un po' da pensare, caspita, 36 gradi con la mascherina secondo me è veramente dura. Apro e chiudo parentesi. Le volevo chiedere invece per i centri estivi, insomma, attività ludico-ricreative, si parlava del 15 giugno, c'è sempre questo grosso punto di domanda, e poi mi è parso, mi smentisca nel caso, che ho notato Conte che sottolineava il fatto di responsabilità, l'ha proprio sottolineato, delle regioni. Ah beh, sì. E mi è parso di capire che alcune regioni hanno fatto un passo indietro, sono un po' spaventate su questa cosa, è una sensazione mia. Vedevo puntare il dito invece sempre su Toti, lei e la Lombardia, invece sui più decisi, sulle riaperture. Ma guarda, il tema della riapertura non è una sfida, tant'è vero che il governo, vorrei ricordarvi, che col DPCM apre parrucchieri, bar e ristoranti da lunedì. Questo è il dato di fatto, quindi non è che qui c'è una forzatura. Ovviamente le apre con questa frase, diciamo, che lascia un po', ti fa venire il brividino, dice valutando le situazioni epidemiologiche, però noi siamo qui a governare, no? Cioè noi non siamo qui a fare politica, siamo qui a governare e cercare di risolvere i problemi delle persone, dei cittadini, quindi affrontiamo anche questa responsabilità che non è facile. E per i centri estivi? Per i centri estivi, guardate, ci sono le linee guida, sono arrivate ieri sera e le avevamo scritte, fra l'altro noi le avevamo già pronte, ci sono 150 milioni stanziati dal governo, il governo ci ha detto che vuole affrontarle in settimana per risolvere anche questo problema. Qualcuno dice che si arriverà al 1° giugno, non ve lo so dire, però comunque il tema penso che verrà assolutamente affrontato. Se noi avessimo avuto mandato o spazio giuridico
le avreste trovate all'interno dell'ordinanza, ma c'è la responsabilità dei bimbi, che è una responsabilità troppo grande per andare contro a qualsiasi dettame giuridico e di linee guida sanitarie. No, ma è impossibile, proprio è illegittimo, cioè non sta in piedi dal punto di vista giuridico. Ma sì, me le impugnano, al di là del fatto che le impugnano, però non sta in piedi, cioè il primo guaio che c'è, se vanno a guardare la norma dicono ma cos'è sta roba? C'è come uno che pensa di guidare con la patente di un paese sperso nel mondo che non ha il permesso di guida riconosciuto qui da noi. Quindi non ti funziona anche l'assicurazione per l'auto poi, no? Francesca Carollo, Medios. Ciao. Allora, una domanda era sempre sui centri estivi, perché ovviamente le mamme di tutta la regione, lo sappiamo, sono disperate. Questi bambini senza socialità per 3 mesi adesso dicono abbiamo davanti ancora tanto tempo, quindi però mi pare che appunto per ora sia tutto ancora bloccato. Certo. Perfetto. E invece le maestre mi chiedono: se i bambini non si contagiano tra loro, ma magari sono asintomatici e contagiano noi maestre, nel momento in cui si riapriranno le scuole o nel caso anche dei centri estivi, che tipo di protezioni dovremo poi usare? Cioè, che tipo di mascherine, la visiera? La mascherina chirurgica. Chirurgica? Anche se i bambini starnutiscono, chirurgica va bene. Sì. Ok, e visiera? Mi chiedo? No. Ok. La seconda domanda è, leggevo, mi hanno mandato questa intervista al governatore Solinas della Sardegna, sì, che dice: noi non vogliamo perdere la stagione e quindi c'è una possibilità di far sì che chi viene debba avere un passaporto di immunità, e quindi non so, ad esempio fanno degli accordi per far fare il test, poi quando arrivi in Sardegna con il tuo passaporto, tra virgolette, posto che questi test siano buoni, perché per molti scienziati non lo sono, e lì poi noi te lo rimborsiamo con trattamenti in struttura, quel che è, in modo, diciamo, da, non so, mostrare al mondo, anche all'estero, una regione dove non ti ammali. È un'ipotesi la sua, però ecco, siccome stiamo vedendo che la Croazia si organizza per far andare i turisti là, l'Austria dice no, gli italiani non li vogliamo, eccetera, volevo capire noi in Veneto, dove peraltro abbiamo dei dati fantastici, dove abbiamo un contagio bassissimo, l'altro giorno a Padova 0 contagiati, 0, ne abbiamo 30 al giorno, siamo i più virtuosi. Ecco, noi c'è il turismo che lo vogliamo, cosa avete pensato? Noi dovremmo spendere in maniera migliore questo attù, diciamo, di qualità sanitaria che noi riusciamo a erogare, che nessuna parte del mondo riesce a dare. Cioè la sanità che noi eroghiamo al turista quando arriva qua è una sanità che è al pari delle migliori cliniche a livello internazionale a costo 0. Questa è la verità. Cioè se un turista arrivasse qui e avesse bisogno di un trapianto urgente per essere salvato, per salvargli la vita, di fegato, di cuore, di quello che è, qui lo fa gratis. Cioè, è una roba straordinaria, quindi noi siamo in grado assolutamente di mettere in sicurezza i cittadini. Per quanto riguarda la patente di immunità, Solinas, giustamente Cristian Solinas è preoccupato perché il PIL turistico in Sardegna vale circa il 18% del totale del PIL sardo, quindi per loro significa, fra l'altro, una stagione che non è lunghissima, quindi per loro persa quest'estate vuol dire recessione per la Sardegna. Il tema della patente è che tu fai l'analisi del sangue a una persona, se gli trovi gli anticorpi neutralizzanti puoi dire boh, questa persona ha avuto il virus, è guarita e addirittura è anche immunizzato, ha la sua copertura anticorpale, ma se lo trovi negativo, cioè non ha avuto gli anticorpi, è una persona che potenzialmente può ammalarsi. E questo è il tema per cui sta ragionando tutta la comunità scientifica. Gli facciamo il tampone, ma il tampone ha una finestra di almeno 7 giorni, vuol dire che può essersi infettato e se tu gli fai il tampone al 6° giorno non trovi la positività, quindi dici è negativo, dopo un giorno magari diventa positivo. È una storia molto complicata questa, però ne verremo fuori, insomma, questo virus come è arrivato se ne andrà. Anche perché noi abbiamo veramente dei dati straordinari in Veneto, sì, di non contagio, quindi anche per noi la stagione turistica, lo sai tu meglio di tutti quanto è importante, quanto conta anche nel nostro bilancio. Sì, da noi vale 18 miliardi di euro il turismo
70 milioni di presenze. Dico che per noi è fondamentale spendere questo valore e penso che l'esperienza di Vovo ci serva a comunicare su vasta scala il valore del Veneto, perché voi mettetevi nei panni di un cittadino del mondo che comincia a sentir parlare di questo case history sanitario che è Vo, di tutti che sono negativi, perché poi Vo può dire che è il posto più sano del mondo, e siccome ormai il mondo conosce Vo come esperienza, e penso che sia fondamentale comunicare ancora di più su Vo. Il fatto che il professor Crisanti stia facendo un ulteriore sierologico ai cittadini con la mappatura del genoma va in questa direzione. Grazie. Antonella Prigioni. Ciao. Se non sbaglio, il governo invita a valutare un rischio epidemiologico, la tendenza del governo è quella di un atteggiamento più ristretto nelle aperture rispetto alle regioni, però mette l'obbligo della mascherina solo nei posti chiusi. Come valuta invece appunto questo atteggiamento, dato che lei impone l'obbligatorietà della mascherina e non teme che i veneti possano avere qualcosa da ridire su questo punto? Che se una persona davanti alla medicina che salva la vita dice che si arrabbia con quel farmacista che gli dà la medicina o col medico, è libero di morire, cosa volete che vi dica? Cioè, non è che ci divertiamo, e lo dico ai complottisti, non è che abbiamo un magazzino di mascherine da vendere intestato sotto falso nome a qualcun altro. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di un presidio sanitario che ci ha dimostrato che negli ospedali ha messo in sicurezza la salute dei nostri medici. E possiamo ribadire appunto che vale l'ordinanza regionale sulla DPCM? Assolutamente sì, andatelo a chiedere a quelli che hanno preso la multa, ve lo spiegano velocemente che vale l'ordinanza regionale. Cioè è inutile fare il video poi e postare il video perché ti hanno messo la multa perché non avevi la mascherina. Ci vuole comprensione, sicuramente, io non sono per la repressione, però davanti a dei fatti che sono evidenti di negligenza bisogna intervenire, punto. Se posso poi chiederle un'altra cosa, lei invitava i sindaci a concedere una certa elasticità negli orari delle attività. Questo significa che si può tenere aperto anche di domenica e i centri commerciali? Sì, è tutto aperto, mi sono dimenticato di dirvi, perché tutto quello che non c'è scritto è autorizzato, nel senso che ovviamente davanti alle aperture non ci sta più in piedi un'ordinanza nella quale disponiamo la chiusura di alcune realtà, e questo per ovvi motivi. Ovviamente i centri commerciali sono delle realtà che devono fare molta attenzione al tema degli assembramenti, quindi dovranno regolamentare gli accessi, il distanziamento sociale, l'igiene e l'uso delle mascherine. Non è che vai in centro commerciale e giri per il centro commerciale senza mascherina e la gestione del centro commerciale, siccome è un condominio, può dire ma la mascherina non devo mica mettergliela io. No, tu hai l'obbligo come negoziante che vende la bistecca piuttosto che la fioreria o chi altri, ha l'obbligo di dire al cliente guarda che senza mascherina tu qui non entri. Sono aperti la domenica? Sì, sì, tutto aperto. Anna Maria Parisi. Buongiorno Presidente. Sì, anche perché Alda, decade l'ordinanza, scusami, della chiusura e non l'abbiamo rinnovata, perché oggettivamente è impugnabile. Buongiorno a tutti. Dunque, allora, partendo appunto dai supermercati e centri commerciali, il chiarimento è questo, quindi possono aprire anche loro la domenica, è corretto? Ok. Sì. Le cassiere a proposito ci continuano a segnalare che vedono molte coppie che entrano insieme a fare la spesa. Vale ancora questo principio o decade il fatto che non si debba andare? È sempre valido, nel senso che per evitare assembramenti bisogna andare da soli o accompagnando minori o persone che non sono autosufficienti. Poi per quanto riguarda l'obbligatorietà delle mascherine, un chiarimento in questo senso. Sono obbligatorie le mascherine, quindi si deve uscire con le mascherine e non con la sciarpa, il fazzoletto? Se non hai la mascherina sì, ma la devi avere la sciarpa. Non dire che non hai la mascherina e a casa hai la sciarpa. Deve essere visibilmente appunto... Guarda, noi ne stiamo distribuendo, penso ormai siano 15 milioni di mascherine distribuite. 12 e mezzo. Solo noi gratuitamente, in più tutto quello che sta girando, tutte le diverse robe, chi vende, insomma, dire che oggi non si trova una mascherina... Quindi bisogna usare rispetto. La mascherina obbligatoriamente. In tal senso ci sono arrivate delle mail di persone con sordomute e dicono che non trovano sempre la disponibilità in molti uffici pubblici o comunque di tante persone che
negli esercizi commerciali e di persone, siccome non sentono proprio praticamente, dicono che nessuno si vuole abbassare la mascherina per parlare, quindi è un guaio, c'è Chiara, come fare. Esatto, c'è Chiara che potrebbe anche dirlo lei cosa succede. Chiedono come fare e ad esempio chiedono anche negli uffici pubblici se non so, chiedono un appello a lei Presidente, magari che ci sia la possibilità che possano essere comprensibili anche con persone come la Chiara che possono... Senti, mi viene da fare una battuta perché, scusami, c'è come quando da bimbi andavamo a fare la pipì e ci dicevano chiuditi la cerniera, non è che possiamo fare le istruzioni che ricordi di chiudere la cerniera, dai. Cavoli, se sei davanti a una persona che non capisce, devi capire che buon senso e buona educazione ti togli la mascherina e cerchi anche di comunicare, ci vuole rispetto per le persone che non sentono. Io direi che è fondamentale, cioè noi non possiamo fare un'ordinanza per spiegare la buona educazione. No, non un'ordinanza, cioè, perché non so, un appello a lei affinché appunto... Non sono il signore della casa, scusate, dai. Sì. Però Chiara, se vuoi dire qualcosa rispetto a questo, cioè come si devono comportare? Allora, io penso che con la distanza di sicurezza, mantenendo il distanziamento sociale, si potrebbe abbassare leggermente la mascherina quando ti trovi davanti a una persona sorda, per permettergli la possibilità di leggere il labiale, mantenendo una distanza sociale, penso che sia ragionevole. E quindi o al massimo su un foglio. Sì, vabbè, scusate, dai. Nei pubblici abbiamo comunque i plexiglass che dividono le persone, quindi... Sì, giustamente c'è anche la protezione fisica. Sì, infatti, e che alle volte ci sono proprio gli integralisti della comunicazione, quindi... Bene, Filippo Tosatto, di nuovo Carollo, dita in su. Sì, prego Filippo. Due aspetti, uno riguarda le piscine termali che non sono un'attività di poco conto nel Veneto e lei ci ha detto appunto che non è previsto. Governo. Ecco, almeno è un tema all'ordine del giorno questo, in tempi brevi perché... No, urgentissimo è, urgentissimo. Guarda, c'è questo delle piscine termali, c'è quello dei parchi acquatici, che qualcuno sembra dire vabbè ma cos'è? Cioè, voglio ricordare che quel divertimento è economia per il Veneto, pensate solo ai posti di lavoro, senza pensare alla promozione turistica, insomma ci sono delle realtà che sono diventate, ci hanno resi famosi, cioè Gardaland, cioè, è un brand a livello mondiale, tanto per citarne uno. E quindi questi sono tutti i temi che affrontiamo, cioè noi vogliamo aprire tutte queste realtà. Considerate che però l'assembramento non è una roba irrilevante con un virus. Ecco, poi c'è un'altra questione di altro genere, insomma, ma forse più di carattere più generale. Ieri noi abbiamo raccolto il malessere, la protesta e anche l'arrabbiatura dei sindaci dei capoluoghi che parlavano a nome dei loro colleghi perché negli stanziamenti di 200 milioni da parte del governo, per capirci, per le ex zone rosse, cioè per le province che a suo tempo erano state incluse nell'elenco delle zone rosse, tra cui le province di Padova, Venezia e Treviso, ebbene, di questi 200 milioni neanche un centesimo è riservato alle province e ai comuni veneti. Lei ha fatto anche una dichiarazione, ha detto insomma, che trova questa cosa disarmante e ovviamente iniqua, però qual è la considerazione? Si ha come l'impressione che al di là dei suoi exploit personali, i gradimenti, i sondaggi, il Financial Times che la incorona, però il Veneto conti poco o nulla nella stanza dei bottoni. Questa è la sensazione. Quando si arriva al dunque, forse questa regione non riesce ad essere a pesare quanto dovrebbe. Io direi che intanto è fondamentale uscire da questa mentalità da mezzadri, no? Di pensare sempre che i veneti sono sempre l'ultimo vagone del convoglio, ma a me non risulta. Piuttosto chi ci rappresenta non ci rappresenta bene, che è un'altra roba. Cioè, non ho capito. C'è un governo, ha dei rappresentanti sul territorio, non voglio far polemica, ma se si invertissero i ruoli e fossimo noi i rappresentanti sul territorio, avremmo già la lista della spesa appesa sulla finestra di casa. Tutto è recuperabile e io spero che i rappresentanti sul territorio del governo si diano da fare per dirottare parte di quei fondi, come deve essere, anche ai territori del Veneto.
Per il resto delle risorse, quando compete a me, le abbiamo sempre portate a casa. E i sindaci hanno ragione a lamentarsi. Fra l'altro trasversalmente non è che stiamo parlando di sindaci, penso, ho visto Giordani pone una questione che non è irrilevante, l'ho visto porre anche da Conte a Treviso, ho visto anche altri sindaci, bene insomma. Cioè, dobbiamo uscire da questa storia di guelfi e ghibellini, dobbiamo andare al concreto, cioè siamo tutti veneti, dobbiamo portare a casa per il Veneto. Carollo, poi mi pare Zennaro, poi chiudiamo. Farò una domanda che magari è una domanda stupida, però in tutto questo sentirsi, governo, regioni, fate ste riunioni, eccetera, il governo prima dice A, poi dice B, eccetera, ma in tutto ciò, la task force di Colao, con tutti questi geni illuminati in cui non c'era neanche un imprenditore, dico avessero preso un Renzo Rosso, un Luxottica, gente che manda avanti aziende a migliaia e migliaia di dipendenti, ma non importa. Dove è finita? Cioè, queste riunioni hanno dato dei consigli e delle linee guida o sono spariti nel nulla? Non lo so, nel senso che io ho sentito il dottor Colao un paio di volte al volo al telefono, mi ha cercato lui, ma non so che riunioni abbiamo fatto, non lo so, non ve lo so dire. Certo è che dietro a quello che sta accadendo c'è questo gruppo di lavoro, questo poco ma Cioè sicuro. qualcosa è arrivato da parte loro? No, nel senso che quello che presenta il Veneto è farina del Veneto, punto. Zennaro e chiudiamo, adesso salutiamo. Trasporto pubblico locale. Oggi ho letto una intervista su un giornale, mi ha alquanto preoccupato cosa pensa il capo della CTV, che è l'azienda più grande del Veneto, nel senso che diceva dovremmo cambiare, certo che qua sì ci vuole probabilmente un coordinamento che vada oltre al comune o alla provincia, insomma la città metropolitana. Ecco, su questo vi state già muovendo, perché se non ci sono i mezzi pubblici già il traffico ci ammazza di solito. Certo. Come risolviamo? No, siamo assolutamente sul pezzo, con le difficoltà che ci sono rispetto al fatto che applicando le linee guida in maniera severa a quelle del metro si va a un terzo della capienza degli autobus e a un 50% di quella dei treni. Moltiplicare per 3 il pullman. Oggettivamente non ci sono mezzi per moltiplicare per 3. L'assessore De Berti sul pezzo sta seguendo questa partita, tanto è vero che adesso sta arrivando anche un testo di ordinanza per il TPL, probabilmente non agganciamo neanche a questa ma la facciamo a parte, oppure mettiamo un articolo in questa, adesso decideremo, anche per evitare magari se ci fossero impugnative o ricorsi al TAR, che non ci sia un blocco dell'intero di un'ordinanza che deve rincorrere nei tribunali, e quindi probabilmente la spezzetteremo, però oggi contemporaneamente, approfitto per dirlo, esce anche il TPL. Ragazzi, grazie. Prego? No, oggi. Ma noi c'è sempre il tema delle linee guida. Adesso l'assessore, vi ricordate che quando è stata fatta la prima ordinanza il tema del metro era anche una fase sperimentale, cioè si è detto applichiamo al minimo e vediamo come andrà. Oggettivamente adesso stanno lavorando su una nuova proposta, però non sono in grado di qualificarvela adesso, perché ci hanno chiamato e ci hanno detto che c'è una possibilità di rinnovare un'ordinanza, adesso vedremo. Grazie. Presidente, posso chiedere gentilmente? Prego. In merito alla riapertura delle strutture alberghiere, Sì. chiedono se rientrano anche i B&B e gli affittacamere, visto che non sono previsti. Ti sei distratta? L'aveva detto prima. No, era perché me lo stanno continuando. Ti sei distratta? Quindi che aprono tutti. Grazie. Sì, ho detto tutto alberghiero e extra-alberghiero, ho anche detto che sono 480.000 posti letto. Avevo preso nota. Sì. Grazie. Grazie. Volevo dirvi, ve lo dico, il ragazzino Enrico D'Are è passato, sicuro domani partono i pulcini e se ne vanno da qui, e 9 anni ci ha mandato il disegno e poi ha mandato anche la donazione, 1,25 euro, e quindi vabbè, l'ho fatto il boccia. Fatto il postino, sono il papà. Bene, grazie. Grazie mille e grazie Enrico. Buongiorno. Insomma, si è appena conclusa, abbiamo visto la conferenza stampa nella sede regionale della Protezione Civile. Zaia ha spiegato, illustrato
tutte le modalità che interessano la regione del Veneto relativamente alle nuove riaperture, quindi come comportarsi e come saranno gestite e quali attività verranno aperte. Però prima io vorrei dare uno sguardo, come di consueto, alla tabella che registra le variazioni, divulgata da Azienda Zero, che registra le variazioni che ci sono state rispetto ieri alle 5 e rispetto a questa mattina alle 8 invece. Quindi vediamo che si sono registrati 11 nuovi casi positivi per un totale di casi di tampone positivo, dato cumulativo 18.939. Nello specifico casi attualmente positivi 4.041, le persone decedute in strutture ospedaliere ed extraospedaliere sono 1.792, i negativizzati, questo è un numero che sta crescendo di giorno in giorno, 13.106, mentre calano visibilmente i soggetti in isolamento domiciliare, siamo arrivati a 3.979. Andiamo a vedere invece le variazioni che riguardano le persone ricoverate in area non critica e in terapia intensiva. Nello specifico abbiamo una buona notizia per i ricoveri in area non critica, questo meno 8 per un totale di 551. C'è stato invece un solo nuovo caso di pazienti in terapia intensiva e siamo arrivati a quota 50. Un decesso nella notte per un totale di 1.316 persone che sono decedute dal 21 febbraio ad oggi in tutta la regione del Veneto. Ci fermiamo per qualche istante, ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci nuovamente in diretta. Dunque domani, questo lunedì 18 maggio, riapriranno anche bar, ristoranti e quant'altro, insomma tante attività che riprendono finalmente a funzionare in maniera decisamente attiva. A Padova sappiamo che il Comune ha deciso di concedere l'ampliamento anche dei plateatici a titolo gratuito, e per ampliare e posizionare i tavolini all'aperto basterà inviare una mail al Comune. Ma sentiamo. Via libera ai tavoli all'aperto e agli ombrelloni, occupando più spazio del consentito anche a una certa distanza dall'ingresso del locale. Confermata la volontà del Comune di Padova di aiutare bar e ristoranti a riaprire da lunedì l'attività e a rispettare più facilmente i protocolli sanitari. In una diretta sui social, l'assessore Bressa ha spiegato l'ordinanza e risposto alle decine di domande degli esercenti. Prevede, per chi ha già un plateatico, di poterlo ampliare fino al 50% in più rispetto alla dimensione attuale, fatta salva la possibilità comunque di arrivare anche fino al doppio della superficie interna di somministrazione. Ma l'ordinanza del sindaco Giordani dà una mano anche a chi non ha normalmente diritto a tavoli all'aperto. Ma viene data la possibilità anche a tutti i locali che un plateatico non ce l'hanno di trovare modo per collocare sedie e tavolini anche in deroga rispetto alle regole che sono normalmente vigenti. Unici limiti: non occupare gli spazi privati, le strade, i portici, se si impedisce ai pedoni di passare. Un incoraggiamento anche ai clienti, perché con maggiore spazio si sentano più sicuri sul piano della salute. La procedura è semplificata, niente indagini e sopralluoghi, basterà addirittura una mail. Possiamo mettere in campo una procedura semplificata attraverso il semplice invio di una mail con la planimetria allegata per la richiesta di autorizzazione. E la cosa importante è che questi spazi pubblici saranno gratuiti fino al 31 ottobre. Non solo l'ampliamento, ma proprio tutto il plateatico. Particolari agevolazioni anche per chi ha locali nelle piazze in Prato della Valle e per chi vuole posizionare ombrelloni. Insomma, dopo tante sofferenze economiche, un sostegno concreto alla categoria della ristorazione. E continua il momento particolarmente difficile per le case di riposo. Torniamo a Bassano del Grappa e a Villa Serena nello specifico, perché ha parlato il parente di un anziano ospite della struttura ISAC bassanese. Cosa sta succedendo nelle case di riposo di Bassano? Quale dramma stanno vivendo gli anziani di Villa Serena? Sono domande alle quali bisogna dare risposta una volta per tutte. E per queste risposte non bastano i comunicati dell'ISAC, che spesso non riportano neppure il numero dei decessi per Covid. Serve trasparenza, serve chiarezza. Questo chiedono anche i parenti degli anziani ospiti, che continuano a contattarci per raccontare quel che vedono. Nella telefonata che state per sentire abbiamo camuffato la voce della persona che vuole rimanere anonima. Allora, sono un familiare di un ospite di Villa Serena. Lancio questo appello. Ho visto in videochiamata il mio familiare, mi sono molto allarmato per lo stato di denutrizione in cui si trova.
Altri familiari che ho sentito hanno le stesse mie preoccupazioni. Ecco quindi cosa chiede questa persona così spaventata per le condizioni in cui ha visto l'anziano ospite a Villa Serena. Chiedo che in questa situazione di emergenza sia indispensabile agire subito con rafforzamento di personale sanitario, medici, infermieri e operatori sanitari per aiutare a fronteggiare nel modo migliore l'assistenza ai nostri genitori prima che sia troppo tardi e che sia istituito un direttore sanitario e una commissione che faccia chiarezza. Non si tratta di richieste inattuabili, anzi, e queste istanze ricalcano perfettamente quel che noi di Rete Veneta chiediamo da tempo. Prima di tutto, la nomina di un direttore sanitario che coordini le strutture dell'ISAC con competenze oggi indispensabili. Poi, la nomina di una commissione d'inchiesta con pieni poteri di indagine per accertare quanto è accaduto fino ad oggi. Domande alle quali nessuno, a partire dal sindaco Elena Pavan, ha dato risposta. Ma il momento delle risposte è arrivato, non si può più aspettare. Intanto dicevamo domani riaprono tutti i locali, anche gli hotel, allora siamo andati un po' a sentire sull'altopiano di Asiago la situazione com'è. L'altopiano è pronto ad accogliere i turisti e si prepara una stagione estiva che vuol far dimenticare gli ultimi mesi. Ad Asiago, bar, ristoratori e hotel si stanno preparando a questo sprint. Ecco come. Ci stiamo preparando, noi stiamo sanificando tutto l'interno, tavoli, sedie, pavimenti, tutto l'arredamento. E stiamo cercando di organizzarci soprattutto per i tavoli esterni per non creare disagi e ovviamente con i tavoli interni, quindi toglieremo dei posti, ci saranno degli spazi più ampi tra un tavolo e l'altro come danno le direttive appunto del governo. Tutto pronto quindi per il ritorno alla vita. Asiago è pronta, dal 18 pare che le seconde case possono essere anche ripopolate, per cui noi aspettiamo a braccia aperte tutti coloro che vorranno venire perché ovviamente ci sono mancati in questo periodo. Ristoratori e albergatori chiedono che le autorità li lasciano lavorare per recuperare il tempo perduto. Direi che la voglia c'è nella speranza che ci lasciano lavorare nel modo più corretto e cercheremo di fare il nostro dovere, mantenere queste distanze, però il problema grosso e essenziale è quello dei posti a sedere che vengono ridotti praticamente a un terzo. Le prenotazioni fatte prima dell'emergenza sono confermate, ora non resta che aspettare l'arrivo di nuovi turisti. Quello che è stato prenotato prima di febbraio è rimasto in linea di massima, però nuove richieste pochissime. Quindi speriamo davvero che in questi giorni, vista la riapertura e la ripartenza, proprio il quasi ritorno alla normalità permetta alle persone di prenotare anche per qualche giorno sul nostro altopiano, sulle nostre bellissime montagne. Prima dei saluti vi ricordo gli appuntamenti del pomeriggio, ci sarà la replica della conferenza stampa del governatore Zaia per chi non fosse riuscito a seguirla in diretta, poi alle 15:30 lo spazio dedicato ai più piccoli e dalle 16 in poi fino alle 17:20 lo spazio dedicato invece al benessere, quindi ginnastica, pilates, tai chi e quant'altro. 17:20 dicevo, siamo nel mese di maggio, il mese dedicato a Maria, il rosario, il Santo Rosario dalla Basilica del Santo, e poi resteremo alla Basilica del Santo perché alle 18 come sempre la Santa Messa in diretta da Padova, dalla Basilica del Santo di Padova. Io mi fermo qui e vi auguro un buon pomeriggio, a più tardi.